Buon pomeriggio a tutti gli appassionati di bocce, siamo sempre in diretta dal Barranco di Vigasio. Oggi va in scena la 15ª giornata, anche per oggi è una giornata diciamo molto intensa sul livello dello spettacolo, almeno è quello che ci auguriamo. Vedete dalla sovraimpressione della nostra grafica la 15ª giornata di quest'oggi. Giorgione Trevillese affronterà Boville e Marino, MP Filtri Caccialanza contro un Coffer Metal Marche, Possaccio contro Nova Inox, Punto Inox Vigasio contro Flaminio, TME 88 contro Faravolo Boutique. Si stanno ultimando le fasi di riscaldamento sulle corsie di gioco, tra pochissimo ci sarà la presentazione ufficiale di questa 15ª giornata e quindi buone bocce a tutti e buon spettacolo. Ci rivediamo qui in diretta dal Barranco tra pochissimo. C'è un piccolo paese in cui da oltre 50 anni si producono sogni. Le persone che li ricamano, però, non hanno mai la testa tra le nuvole. Sono attente a ogni dettaglio. Quando cuciono un sogno, lo fanno con mani sapienti, mettendoci tutto il cuore e la passione del mondo. I nostri sogni non sono come gli altri. Le culle dove vengono alla luce possono avere 1000 colori, più di quanti ne abbia la realtà. Il loro tepore vi avvolge, facendovi trascorrere notti da sogno. Da oggi, con la nuova collezione Caleffi, possono diventare i vostri sogni nel cassetto. Per la vostra casa, scegliete lo stile e la qualità eticamente sostenibile di Caleffi, perché dal 1962, ogni volta che creiamo per voi, non smettiamo mai di sognare. Caleffi, la casa dei sogni. Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud.
Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Ale, e siamo ancora qua, già! Bentornati al Barranco di Vigasio, 15ª giornata di campionato tra il nostro Punto Inox Vigasio e il Flaminio di Roma. Le formazioni per Flaminio: il dirigente Augello Massimo, l'allenatore Giacaglia Luigi, l'atleta capitano Benedetti Emiliano, gli atleti Pugliani Paolo, Tomao Raffaele, De Vincenzo Francesco, De Felice Luca. Il direttore dell'incontro, il signor Antolini Riccardo. I suoi assistenti, il signor Gabriele Testi e il signor Emanuele Simonini. Ed ora la formazione del nostro Punto Inox Vigasio. Il capitano, il mastino siciliano Gaetano Miloro. Anche da casa, ghiaccio bollente Giacomo Lorenzini. Direttamente dalla casa del Papel è il professor Gianluca Monaldi, l'alfiere Umberto Campagnolo, sul tetto del mondo Gianluca Formicone, Terminator Alfonso Nanni, il dirigente El Manni Marco Mannino, il presidente Sua Maestà Franco Pighi, il presidente onorario il sempreverde Piero Paccara, il vicepresidente Freccia Rossa Aldo Boron. Non esiste mondo al di fuori dei confini di Vigasio. Forza Punto Inox, forza Vigasio! Per le vittime dell'alluvione dell'Emilia Romagna. Metto sposta anche questa. Boh. E per un attimo un minuto di silenzio, grazie. Qua. Eccolo, bravo. Eccolo qua. So che tante volte, anche se non volete sentirmi, è meglio, però dai, visto che con il microfono che va, così vi tocca anche sentirmi. Allora, buongiorno a tutti, ben arrivati agli amici di Roma. Spero che vi siate trovati bene qua a Vigasio. È la domanda che ormai da 30 anni faccio a tutti, per cui ormai adesso anche ai campi da voce.
L'importante è che vi siete trovati bene, questo che conta. Spero che sia un bel incontro, pubblico che vi divertiate, e vi do il gagliardetto perché il prosecco ormai l'ho quasi finito. Prossima volta che ci troviamo vi porterò anche il prosecco e nel frattempo vi faccio in bocca al lupo a tutti e buon divertimento. Adesso sono andato con... Avevamo il prosecco, adesso è finito le botti e niente, va bene. Questa terna arbitrale super eccelsa. C'è un piccolo paese in cui da oltre 50 anni si producono sogni. Le persone che li ricamano, però, non hanno mai la testa tra le nuvole. Sono attente a ogni dettaglio. Quando cuciono un sogno, lo fanno con mani sapienti, mettendoci tutto il cuore e la passione del mondo. I nostri sogni non sono come gli altri. Le culle dove vengono alla luce possono avere 1000 colori, più di quanti ne abbia la realtà. Il loro tepore vi avvolge, facendovi trascorrere notti da sogno. Da oggi, con la nuova collezione Caleffi, possono diventare i vostri sogni nel cassetto. Per la vostra casa, scegliete lo stile e la qualità eticamente sostenibile di Caleffi, perché dal 1962, ogni volta che creiamo per voi, non smettiamo mai di sognare. Caleffi, la casa dei sogni. Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale.
come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Eccoci rientrati ora dal barranco di Vigasio, come abbiamo potuto sentire dalla presentazione. Diamo un'occhiata insomma alla line-up di queste due formazioni. E per la squadra ospite Cibil Flaminio, Benedetti Emiliano il capitano, Di Felice Luca, Pugliani Paolo, poi seguono Tomao Raffaele e De Vincenzo Francesco, allenatore Giaccaglia Luigi, dirigente Augello Massimo. Risponde la Punto Inox Vigasio con Miloro Gaetano, Nanni Alfonso, Formicone Gianluca, Monaldi e Gianluca, Campagnolo Umberto, Nicolini Massimo, Marco Mannino. Il grande assente che ieri mi ero scordato, lo saluto, che sicuramente ci sta guardando da casa, Lorenzini Giacomo, preso da un po' di febbre, quindi facciamo gli auguri di pronta guarigione al grande Ghiaccio Bollente. E mi scuso ancora se ieri ho dimenticato la tua presenza, Giacomino, non ho fatto apposta, è a causa della troppa bici che sto facendo, quindi sto perdendo qualche colpo. Allora, intanto siamo pronti, noi seguiremo la corsia numero 2, dove per la formazione ospite è in campo Tomao Raffaele contro Gianluca Formicone. Quanto riguarda invece la corsia numero 1, primo set di terna, formazione ospite, schiera in campo Benedetti Emiliano, De Vincenzo Francesco e Pugliani Paolo. Risponde Punto Inox con la solita formazione a terna, composta da Miloro, Monaldi e Nanni Alfonso. A dare il via a questa 15ª giornata è stata la formazione romana del Flaminio. Primo costo di Tomao leggermente lungo, supera il pallino di una settantina di centimetri. Risponde subito Gianluca Formicone con il suo primo accosto. Terna arbitrale quest'oggi nuova rispetto a quella di ieri. Simonini Emanuele arbitra al campo 1, Testi Gabriele la corsia numero 2 ad arbitrare il primo set dell'individuale, direttore d'incontro Antolini Riccardo. Intanto possiamo vedere che c'è già la prima misurazione da parte di Gabriele Testi per stabilire di chi è il punto. Rimasto leggermente corto Gianluca Formicone, però è riuscito comunque a conquistare il punto su Tomao Raffaele, che adesso gioca la sua seconda boccia in accosto, conquista il punto prendendosi qualche rischio perché ha fatto un bel filo alla boccia corta di Gianluca Formicone, che adesso è chiamato in bocciata, colpisce, le porta via tutte e due le bocce di Raffaele Tomao. Tavola di fondo è a favore della formazione romana. Tomao Raffaele, terza boccia per lui, si posiziona sotto la sponda di destra, lascia il suo terzo accosto, sembra questa volta leggermente corto, infatti non riesce a conquistare il punto. Piccola sbavatura in questo terzo accosto. Ora ha l'ultima boccia da giocarsi, due bocce ancora in mano Gianluca Formicone.
Va sul pallino Raffaele Tomao. Colpisce pallino, attenzione, perché sta andando nella direzione della boccia di Gianluca Formicone. Andata abbastanza bene per la formazione vigasiana, perché c'è solo un punto a terra a favore di Raffaele Tomao. Gianluca Formicone, prendendo al verso, potrebbe già portarsi a casa i primi 3 punti di quest'oggi. Vediamo se sarà così. Forse Gianluca non se la sente di bocciare, sta chiedendo quanto dista il punto, ma come vedete è pronto il tiro. Va Gianluca, colpisce, troppo preciso questo tiro da parte di Gianluca, è riuscito comunque a conquistare un punto, sicuramente non voleva colpirla da quel verso. Punto conquistato, ora potrebbe prendersi i primi 2 punti di questa giornata Gianluca Formicone. Vediamo che la fa scorrere sotto la tavola di sinistra, sta scendendo verso il pallino, si era drizzata un po' nel finale, anche la boccia di Gianluca Formicone ha fatto un bel filo alla boccia corta di Raffaele Tomao, e quindi i primi 2 punti conquistati da Gianluca, questa è di 2-0. Per quanto riguarda invece il primo set di terna, tutto invariato al momento. Tanto sul campo a fianco c'è il primo volo della giornata da parte di Nanni Alfonso, grande protagonista della giornata di ieri. Ha colpito Alfonso, applausi del pubblico molto folto anche quest'oggi, anche se la giornata un po' più migliore di quella di ieri, è uscito il sole anche qui, terra veneta. Tanto Gianluca Formicone ha già allungato il gioco, siamo nella zona dove osano le aquile nell'ultimo riquadro, proprio al centro della corsia, ha posizionato il pallino. Primo costo di Gianluca non dei migliori. Risponde ora Raffaele Tomao, posizionandosi diritto per diritto. Sembra ben giocata la boccia di Raffaele, infatti conquista il punto senza grosse difficoltà. Troppo corto invece l'accosto di Gianluca Formicone, che secondo me ora conviene stare un po' più sul pallino per cercare di portarlo a fondo tavola. Vedremo se sarà così. Intanto i primi 3 punti conquistati anche dalla terna di casa sulla corsia numero 1. Intanto chiede qualche informazione. Gianluca va al tiro sul pallino come avevamo previsto. Pallino colpito, gli gioca un po' largo però le tavole di fondo. Ha abbastanza spazio Raffaele Tomao per riconquistarsi il punto. Pallino stacca, come vedete, un 13 cm più o meno dalla tavola di fondo. Pallino spostato sul laterale sinistro. In arrivo la boccia di Tomao, sembra ben giocata. Attenzione alla forza però. Ottimo accosto da parte di Raffaele, sta rispondendo bene ai primi 2 punti conquistati da Gianluca Formicone. Intanto chiede quanto stacca il pallino dalla tavola Gianluca Formicone. Siamo intorno ai 20 cm. Decide di andare in bocciata sul 4º punto Gianluca Formicone. Quindi boccia all'ultima boccia corta, attenzione perché c'è stato uno scarico sulla boccia di Raffaele Tomao. È andata molto bene anche questa volta Gianluca Formicone, perché se la boccia si ferma riesce a conquistare il punto, almeno da questa inquadratura sembra di vedere che il punto sia stato conquistato da Gianluca. Un buon rimpallo a favore del fuoriclasse arrivato in forze quest'anno alla Vigaso Villafranca.
Raffaele Tomao dichiarato la boccia del punto. Si concentra Raffaele prima di andare al tiro, attenzione, sbagliata dalla parte buona. Raffaele Tomao ha cercato di colpirla proprio in quel punto per portarsi a casa anche i 2 punti. Adesso ultima boccia per lui. Di nuovo al tiro Raffaele, questa volta colpisce dove andava colpito. Sono 2 punti a terra per Raffaele Tomao, il primo abbastanza stretto. Abbiamo il primo replay della giornata, vedete, grande bocciata. Tanto chiede quanto stacca la boccia del punto e Gianluca Formicone va a dare uno sguardo alla tavola di fondo, vuole un po' rendersi conto di come sono messe le bocce laggiù in fondo. Tanto c'è da capire anche se sono 2 o 3 punti, da questa inquadratura mi sembrano 3. Comunque Gianluca Formicone, ultima boccia in mano, dato abbastanza importante questo. Intanto mi sono arrivati i rinforzi qua a fianco, fra poco microfoneremo Donà Gregorio. Allora Gianluca sceglie la strada per l'accosto, giocata molto bene, però scende un po' troppo. Attenzione perché può anche lasciare i 2 punti a Raffaele Tomao, infatti è proprio così. Si va quindi sul punteggio di parità per quanto riguarda la formazione individuale in questo primo set, dove c'è subito un buon equilibrio tra i 2 protagonisti in campo. Raffaele vediamo che accorcia un po' l'impostazione di gioco rispetto a quanto fatto in precedenza da Gianluca Formicone. Siamo 1 metro prima della linea dell'Akito, pallino spostato sul laterale sinistro, si attende il tiro sul campo a fianco del capitano Gaetano Miloro, partito subito in grande spolvero, sta girando anche forse un po' più dal verso per quanto riguarda la formazione scaligera. Sappiamo perfettamente insomma che questo gioco conta anche sì la bravura ma anche un po' di fortuna. Il momento sta un po' più girando dalla parte della Vigasio Villafranca. Intanto il primo costo di Raffaele abbastanza insidioso, anche perché imposta con una boccia a 20-25 cm a fianco del pallino. Prova a rispondere Gianluca Formicone, che forse rimane leggermente corto. Di nuovo chiamato la misurazione Gabriele Testi. Sembra che il punto sia prima, infatti è proprio così. Gianluca Formicone ora può difendere la boccia giocata in precedenza. Va Gianluca, colpisce. Tanto sul campo a fianco, di nuovo in bocciata Gaetano Miloro. Colpisce, attenzione perché Vigasio fa altri 3 punti sul campo della terna, vola sul 6-0. Alto rimpallo forse un po' a favore della Vigasio Villafranca, fatto sta che comunque Gaetano Miloro ha colpito quello che doveva colpire. E intanto ora chiede qualche informazione sempre a Raffaele Tomao. Si stanno un po' scaldando gli umori anche del folto pubblico arrivato quest'oggi a gustarsi questa 15ª giornata di campionato di altissimo livello. Tanto Raffaele in bocciata, colpito, dovrebbe difendere
il punto alle tavole di fondo, infatti è proprio così. Seconda boccia in accosto terza boccia in accosto per Gianluca Formicone, giocata molto bene, siamo sempre lì intorno ai 25-30 cm prima del pallino. Chiamato in bocciata ancora una volta Raffaele Tomao, che sta aspettando che accosti il proprio compagno di terna sulla corsia numero 1, Pugliani Paolo. Ed ora Raffaele pronto al tiro, provato ad attaccare con quasi un sottomano, non è rimasto dentro però Raffaele Tomao. Le bocce avanzano tutte sulla tavola di fondo, comunque sono sempre 2 punti a favore della Flaminio in questo primo set di terna, che sicuramente sta alzando molto il livello di gioco. Infatti Gianluca Formicone decide di posizionare la propria ultima boccia in fondo alla tavola. Vediamo se Raffaele si accontenta di un punto o se prova il colpo grosso. Si sta un po' consultando con la propria panchina. Ricordo allenatore Giaccaglia Luigi, dirigente Augello Massimo. In panchina per il momento c'è Luca Di Felice, poi sicuramente avrà spazio nelle coppie. Tanto ci dovrebbe essere il primo time out chiamato dalla Flaminio. Si stanno consultando nel frattempo sulla corsia numero 1. Sempre un momento favorevole per la Bigasio Villafranca, avanti di 6-0. Alfonso Nanni è partito molto bene. E intanto Raffaele Tomao si accontenta di un punto. Andiamo sul parziale di 3-2. Ora staremo un po' a vedere se cambia la strategia di impostazione del gioco. Vediamo un attimo. Intanto posso segnalare anche un buon impatto di avvio questo match di terna anche per il giovane De Vincenzo Francesco, che sono sincero non ho mai visto giocare. Mi sembra partito molto bene. Tanto come avevo pronosticato siamo sempre nella zona della Quito, dove imposta il gioco Raffaele. Tra l'altro Raffaele, uno degli ultimi intervistati nello speciale del giovedì sera, lo speciale boccia appunto, format che sto facendo insomma in collaborazione con Giorgio Macellari. Intanto Raffaele va con il suo primo accosto, inquadrato il dirigente, presidente del Vigasio Villafranca, Marco Mannino e Franco Pighi. Si stanno godendo questi primi set, per il momento sguardi sereni. Intanto siamo intorno ai 45 cm, primo accosto di Raffaele. Prova a rispondere Gianluca, attraversando tutta la corsia di gioco, da sinistra verso destra, come vedete, accosto molto bello, quello di Gianluca Formicone, che conquista subito il punto. Ed ora chiamato il tiro ancora una volta Raffaele Tomao, sotto lo sguardo attento anche di Danilo Calissi, grande sostenitore e amico insomma della Vigasio Villafranca. Tanto ha allargato il gioco con questa bocciata Raffaele Tomao, quindi c'è un po' più di vita facile per Gianluca Formicone, e come vedete imposta con un punto
che va a bersaglio con il pallino. Dobbiamo dare atto che comunque ha trovato un leggero impatto sul pallino che ha facilitato questa manovra di accosto, ed ora chiede qualche informazione sempre a Raffaele per capire com'è posizionato il pallino con la boccia. Dalla mia postazione il pallino gioca leggermente prima della boccia, è fondamentale insomma andare a capire questo minimo dettaglio per capire anche come eseguire una bocciata. Intanto Gianluca Formicone scambia due parole con la propria tifosa a bordo campo. Raffaele Tomao aspetta l'ultimo accosto di Emiliano Benedetti, che ha già fatto tanto con questo suo ultimo accosto. Tanto bocciata di Raffaele Tomao, altro scarico sul pallino. Nel frattempo c'è la visione del gioco da vicino sul campo della terna. Ci spostiamo un attimo sul campo della terna dove c'è la visione del gioco da vicino. Vigaso Villafranca con 3 bocce in mano, attenzione perché potrebbe pensare di chiudere il set il portacolore della Vigaso Villafranca, quindi rimaniamo un attimo concentrati sulla corsia numero 1 perché c'è già in ballo il primo set della giornata, almeno c'è la possibilità. Poi, come ben sapete, non sempre è facile, però la mia sensazione è che hanno la possibilità di chiudere già. Nel frattempo è intervenuto Nicolini Massimo per capire un po' il da farsi. Una boccia in mano per Gianluca Monaldi, 2 bocce in mano per il capitano Gaetano Miloro. Preferiscono la strada dell'accosto con Gianluca Monaldi, il punto a terra della formazione scaligera. Ne basterebbe una sola per portarsi a casa il set. Attenzione perché è ben giocata la boccia di Gianluca Monaldi, forse leggermente corta, infatti è proprio così. Rimane corto Gianluca, ora tutto nelle mani del capitano per provare a far sognare subito il pubblico vigasiano. Si concentra Gaetano, rilascia la prima delle sue 2 bocce a disposizione. Vediamo che sembra ben giocata, forse anche la boccia di Gaetano cala un po' di forza. La strada era quasi ottima, dai. Secondo me se ha un po' più di forza riesce a mantenersi un po' più diritta. Ultima boccia in accosto per Gaetano Miloro. Questa volta sembra averla puntata più verso il pallino. Sta inseguendo la sua ultima boccia giocata. Attenzione perché forse mancano pochissimi centimetri, infatti è proprio così. Non riesce questo tentativo di chiusura del set per la formazione scaligera e quindi andiamo sul 7-0. Ci rispostiamo con le telecamere sulla corsia numero 2. Ci terremo sempre pronti in caso di chiusura di set sulla corsia 1 per quanto riguarda la specialità terna. Intanto siamo andati sul 3 pari, per il momento viaggiano appaiati questi 2 grandi protagonisti in campo. Ora in posta Gianluca Formicone appena a ridosso dell'ultimo riquadro. Il pallino è leggermente spostato sul laterale destro. Il primo accosto di Gianluca supera il pallino di una 60ina di centimetri, lascia abbastanza spazio a Raffaele Tomao che finora se le sta giocando tutte le sue carte. Scende in accosto con la sua prima boccia Raffaele. Sembra corta, infatti è proprio così, sta ancora girando, ma non dovrebbe
arrivare a ridosso della conquista del punto. Infatti è proprio così. Quindi seconda boccia da giocare per Raffaele Tomao. La rilascia ora, sempre da destra verso sinistra. Anche questa volta leggermente corta, ma riesce comunque ad arrivare nei pressi del pallino. Quindi punto conquistato. Ora Gianluca Formicone deve stare attento a non scaricare la propria boccia. Ha colpito, l'ha un po' ferita. Forse è andata bene così, che perché c'era il rischio di caricare la propria boccia. Con questo tiro ha anche coperto la tavola di fondo. E intanto Raffaele è costretto ora a giocare la sua terza boccia in accosto. Vediamo se ci ha preso le misure. Stavolta mi sembra un po' più sostenuta rispetto a prima. Forse cerca anche l'appoggio sulla boccia di Gianluca Formicone, ma attenzione perché sì, trova questo appoggio proprio all'ultimo. Quindi punto preso. Possiamo dire una boccia tattica questa giocata da Raffaele Tomao, un po' più rischiosa, perché si è fermata proprio a ridosso della boccia di Gianluca Formicone, che ora risponde con questa terza boccia giocata, conquistando il punto. Siamo sempre oltre al pallino. Applauso intanto per Alfonso Nanni, che sta regalando spettacolo, come siamo abituati a vedere qui in casa al Barranco. Tiro di Raffaele, c'è l'errore però questa volta, forse può anche pensare di lasciare valida la giocata. Gianluca Formicone sembra, anzi no, mettendo a posto un po' più largo il secondo punto di Raffaele Tomao. Infatti mettono a posto, si ripristina il gioco. Gianluca Formicone ha la possibilità di portarsi sul 5-0, sul 5-3 virtuale. Vedremo se sarà così. Attendiamo l'ultima tornata qui sulla corsia 2, poi ci spostiamo di nuovo sulla campo numero 1, perché siamo a ridosso. C'è già l'aria del primo set in arrivo per la Vigasio Villafranca. 2 punti intanto per Gianluca Formicone, sorpasso, si va sul 5-3. Adesso andiamo sulla corsia numero 1, dove c'è il consulto tra Emiliano Benedetti e il proprio puntista Pugliani Paolo. Consulto anche con il giovane De Vincenzo Francesco, che ora sta per andare in bocciata sulla propria boccia sotto la tavola di sinistra, se non ho interpretato male. Proprio sotto la tavola no. Comunque hanno provato a bocciare la boccia corta lì della Flaminio, ma c'è l'errore perché hanno colpito la boccia del punto inox Vigasio, quindi errore per la Flaminio di Roma. Adesso è tutto nelle mani del capitano Emiliano Benedetti, che, lo ricordo ancora una volta, l'ho visto giocare per la mia prima volta nel lontano 2008, proprio qui in occasione di campionati italiani organizzati dalla Bocciofila Vigasio Villafranca, che all'epoca era Sofa Rossignoli al tempo. E intanto Emiliano, accosto per lui, ben giocato, attenzione perché ha tutte le carte in regola per portarsi a casa il punto Emiliano Benedetti. Infatti è proprio così. Applausi timidi meritati anche per Emiliano, che perché non era facile giocarsi, o meglio giocare questa boccia laggiù alle tavole di fondo. Ora Gaetano sbaglia per un soffio la boccia del punto. Sospira un po' di sollievo per Emiliano Benedetti, che perché l'aveva tirata proprio dove andava bocciata. Ci vuole riprovare Gaetano Miloro, capitano di questa inarrestabile Vigasio Villafranca, che per il momento è sempre imbattuta in questo splendido campionato.
dove siamo quasi ai titoli di coda. E adesso c'è il virtuale set a terra, attenzione perché c'è stata già una smorfia da parte di Emiliano Benedetti appena rilasciato la sua ultima boccia, forse l'ha sentita leggermente lunga e infatti è così, trova l'impatto sul pallino, però non riesce a fermarsi la boccia di Emiliano Benedetti e quindi 8-0 il primo set consegnato al Punto Inox Vigasio e quindi ci rispostiamo sulla corsia numero 2 dove è sempre in vantaggio Gianluca Formicone per 5-3. Punto a terra e ora per Gianluca, sta giocando l'ultima boccia Raffaele Tomao che conquista il punto. Da questa inquadratura possiamo notare che il pallino è coperto, quindi non può Gianluca Formicone effettuare il tiro diretto sul pallino. 3 bocce in mano per Gianluca, 5-3 punteggio virtuale. Attenzione perché lo prova lo stesso Gianluca Formicone, bocciata sul pallino con un po' di effetto, ha colpito anche questo pallino Gianluca Formicone e dobbiamo dire che con questo tiro credo che con molto fair play Raffaele Tomao consegna la vittoria del primo set anche nell'individuale. Che spettacolo ragazzi questa Vigasio Villafranca, anche forse leggermente fortunato il tiro di Gianluca, comunque era una bocciata molto complicata da effettuare e quindi 8-3 finale di questo primo set. Adesso io direi di lanciare il primo stacco pubblicitario, microfoniamo il mio carissimo amico Gregorio Donai, poi ci ritroviamo qui in diretta da Vigasio per il secondo set, sempre tra Punto Inox Vigasio e Flaminio Roma. C'è un piccolo paese in cui da oltre 50 anni si producono sogni. Le persone che li ricamano, però, non hanno mai la testa tra le nuvole. Sono attente a ogni dettaglio. Quando cuciono un sogno, lo fanno con mani sapienti, mettendoci tutto il cuore e la passione del mondo. I nostri sogni non sono come gli altri. Le culle dove vengono alla luce possono avere 1000 colori, più di quanti ne abbia la realtà. Il loro tepore vi avvolge, facendovi trascorrere notti da sogno. Da oggi, con la nuova collezione Caleffi, possono diventare i vostri sogni nel cassetto. Per la vostra casa, scegliete lo stile e la qualità eticamente sostenibile di Caleffi, perché dal 1962, ogni volta che creiamo per voi, non smettiamo mai di sognare. Caleffi, la casa dei sogni.
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Eccoci rientrati dal barranco di Vigasio, siamo sempre qui in diretta per gustarci questo secondo set, un secondo set dove vede avanti la Bocciofila Vigasio Villafranca per 2-7-0. Intanto è arrivato qui in cabina di commento con me Gregorio Donà. Ben arrivato Gregorio. Ciao a tutti gli amici sportivi, ma soprattutto gli amici bocciofili. Dopo un lungo tempo di inattività sono rientrato a trovare gli amici della Bocciofila di Vigasio, gli amici di Avellia, che ringrazio per darmi questa possibilità. È una bellissima sensazione e speriamo di portare a casa anche un buon risultato. Grazie Gregorio per essere qui in nostra compagnia, darmi manforte in questo commento. Allora, come possiamo vedere quest'oggi, insomma, due formazioni che sì, hanno molto distacco in classifica tra di loro, però sulla carta ci sono... Flaminio sta facendo un girone di ritorno molto importante, se pensiamo che in classifica è quarto a pari merito con la Caccialanza, con i campioni in carica della Caccialanza, e ieri avrebbero potuto distanziarsi anche perché ha pareggiato la Caccialanza in casa, ma hanno pareggiato anche loro. È un bel duello, loro stanno crescendo molto, loro sono cresciuti molto in questo periodo qua e lo stanno dimostrando anche nel gioco. Ovvio che la corazzata Vigasio non è facile da affrontare, soprattutto nei muri di casa, per cui speriamo ma lo hanno già dimostrato, di vedere un bel gioco, delle belle giocate. Allora, diciamo che ad oggi mancano 3 giornate al termine. Quindi... allora, questa sì, 4 con oggi, poi ne restano 3. Ho dato un'occhiata agli incontri di oggi, sembrano incontri insomma abbastanza facili per chi gioca in casa. L'unica a rischiare potrebbe essere la Giorgione Trevillese, perché gioca in casa con la Bovil Marino, che ieri è stata ospite qui da noi, ma ha dimostrato di avere le carte in regola per effettuare un bel incontro. Ricordiamo che Giorgione Trevillese in questi giorni, nell'ultimo periodo, è priva del suo capitano infortunato ed è una mancanza importante per loro. Sono secondi in classifica, hanno un buon vantaggio sulla seconda e la terza,
però adesso per la Giorgione è tutto più complicato. La Giorgione Trevillese, che ieri, se non andiamo errati, non è aggiornato il tabellone, ma dovrebbe aver vinto contro la compagine della Faravolo Boutique. Stavo dando uno sguardo alle giornate in cui saranno impegnati i protagonisti del punto Inox Vigasio. Dovranno affrontare 2 trasferte di fila, tra cui una a Napoli, sarà il 27 maggio, e poi affronteranno la corazzata del Possaccio il 3 giugno, e poi ultima giornata big match con MP Fitri Caccialanza. Quindi voglio dire, delle tre giornate, forse per la Vigasio Villafranca le ultime 2 sono abbastanza impegnative. Sì, diciamo che se andiamo a vedere la matematica, Vigasio è già qualificata alle Final Four, ha 13 punti di vantaggio sulla quarta in classifica, e mancando 4 giornate, compresa quella di oggi, i punti a disposizione sono 12, per cui matematicamente Vigasio è già alle Final Four. Sarà sicuramente molto molto interessante la partita, l'ultimo incontro in casa contro MP Fitri Caccialanza, perché Caccialanza probabilmente dovrà giocarsi l'accesso alle Final Four, per cui sarà veramente interessante capire cosa potrà succedere. Ricordiamo tra l'altro che è una diretta FIB, quindi non saremo in diretta sul nostro solito canale YouTube Avelia HD, ma saremo in diretta sulla piattaforma web TV. Ci tenevo già a precisare questa cosa, così magari i nostri ascoltatori a casa si buttano già avanti, magari si segnano sul calendario che quella data lì saremo in onda sulla piattaforma web TV. Tanto volevo anche salutare gran parte di nostri fans, Gregorio, che ci stanno guardando da casa, ovvero Moreno Rossetti, e poi ricordiamo che ci sta osservando da casa, che ieri era qui presente Alessandro Urbana con Valentina Chicconi. Un bacio a tutti e due, avrei preferito vederli qua di persona, ma si vede che oggi hanno altro da fare. Esatto, ieri erano presenti qui al Barranco di Vigasio, invece mi avevano dato parola che oggi si gustavano questa 15ª giornata da casa, infatti è proprio così. Tanto ritorniamo in cronaca sul match, dove è avanti sempre la Vigasio Villafranca, punto Inox, per il momento parziale di 3-0 per quanto riguarda la formazione a terna. C'è un errore sulla grafica che adesso vado già a sistemare. Corsia numero 1 invece per il secondo set di terna, stavo dicendo 4-0, invece sul campo dove siamo collegati con la nostra partita live, secondo set individuale, dove vede avanti Gianluca Formicone per 3-0 contro un Raffaele Tomao che comunque le sue carte se le sta giocando, purtroppo un po' di fortuna, le bocce stanno un po' girando di più verso la Vigasio Villafranca, però vedo una Flaminio molto serena, si sta tenendo concentrata anche per magari giocarsela nel secondo tempo con le partite a coppie. Intanto altri 3 punti portati a casa da Gianluca Formicone, si va sul 6-0 e qui vedremo ora dove imposterà il gioco Gianluca. Siamo a ridosso dell'ultimo riquadro, il pallino è proprio entrato nell'ultimo riquadro, spostato sul laterale destro, proprio sotto la folta tribuna di tifosi, che ricordiamo ancora una volta, tifosi che ormai ci raggiungono qui a Vigasio da tutta Italia. Lo ha ricordato anche ieri il presidente in fase di presentazione. Diciamo che è anche questo il bello del campionato, perché magari uno che parte anche da lontano, come in questa occasione, ha potuto farsi magari 2 giorni di trasferta per vedere questi fuori classe che non si vedono tutti i giorni. Tanto Raffaele Tomao al tiro colpisce, pallino spostato alle tavole di fondo, punto conquistato, però li gioca molto largo
Secondo accosto in arrivo per Gianluca Formicone, che ha tutta la strada libera per piazzare la sua seconda boccia nei pressi del pallino. Giocata molto bene la boccia di Gianluca Formicone, che va proprio lì, nella zona dove c'è il pallino. Siamo intorno ai 13-15 cm, la boccia è appena fuori bersaglio. Di nuovo il tiro Raffaele Tomao, vedremo se cercherà di colpirla sul laterale sinistro per potersi fermare con la propria boccia. Invece c'è l'errore per Raffaele. Tanto nella corsia numero 1, doppio errore da parte, sul tiro da parte della formazione di casa, del Vigasio Villafranca, molte bocce in mano agli avversari. Vediamo l'effetto del gioco. Tanto altra bocciata per Raffaele Tomao, questa volta colpisce però la boccia di Gianluca Formicone, sembra avere la calamita in quella zona del campo, non riesce a sfuggire via, quindi ultima boccia per Raffaele Tomao. Attenzione perché il tabellino dei punteggi recita già 6-0, 2 bocce in mano per Gianluca Formicone, ha la possibilità di chiudere anche questo secondo set, vedremo se sarà così. Raffaele sta un po' osservando che quello che sta succedendo sulla corsia numero 1, dove stavi già raccontando te, Gregorio. Quattro punti conquistati dalla Flaminio, che accorcia già la distanza, anzi si porta in parità. 4 pari. Sicuramente proveremo a spostarci sulla corsia numero 1 per vedere questo interessante match di terna, perché c'è stato l'errore in fase di accosto da parte di Raffaele Tomao, che ora con molto fair play ancora una volta raccoglie le proprie bocce, consegna la vittoria a Gianluca Formicone, che vince questo secondo set per 8-0. E quindi ci spostiamo ora con il live sulla corsia numero 1 appena le telecamere sono pronte. Quindi virtuale 3-0 per la Vigasio Villafranca. Quindi virtuale 3-0. Adesso andiamo a gustarci questo bellissimo duello nel secondo set di terna. Intanto volevo anche dare un'occhiata alla chat per vedere se c'è qualche curiosità. Tanto ora bellissima bocciata da parte di Alfonso Nanni, che ferma sul gioco, quindi è partito in attacco il soprannominato Terminator. Prova a rispondere Pugliani Paolo, che per questo signore, prima volta che lo vedo giocare, sembra comunque che abbia fatto gran parte di bel gioco per il momento, anche se come potete vedere dal punteggio di set non sembra, però insomma il livello è molto alto. Tanto salutiamo anche l'amico Walter Vendrame, che ieri era qui presente in incognita, oggi invece ci sta osservando. Tanto ottima boccia giocata dal prof. Abbiamo anche amici che ci seguono da Francoforte, Gregorio. Io un po' di tedesco lo so, ma se loro parlano italiano è meglio. Sì, parlano in italiano, infatti qua sulla chat hanno scritto in italiano. Tanto altra bocciata per Francesco De Vincenzo.
Ottimo accosto ancora da parte di Gianluca Monaldi, lascia libero il pallino, adesso bisogna vedere se decidono, esatto, partono subito con il tiro al pallino. In fondo all'asse non ci sono bocce di Vigasio, per cui eccolo lì. Giusto attaccare per la Flaminio, che ormai non ha nulla da perdere, potrebbe solo accorciare la distanza sui 7, portarsi anche in una finale di primo tempo sul 3-1 sarebbe una cosa da non poco. Ora proviamo a capire la strategia della Vigasio Villafranca, che ha ben 3 bocce corte da provare a bocciare. Lo fa in questo istante Alfonso Nanni, decide di bocciare proprio l'ultima boccia corta, colpita troppo precisa. Con quella tirata non è riuscito ad arrivare neanche nei pressi dell'ultimo riquadro, quindi ha quasi fatto un fermo sopramano Alfonso Nanni. Comunque ha tolto già 2 punti alle tavole di fondo, quindi ne rimangono solo 2 a favore della Flaminio. Adesso in arrivo l'accosto di Gaetano Miloro, che ha tutte le intenzioni per portarsi a casa il punto. Rimane leggermente corto, però applausi meritati per Gaetano Miloro. Ora ha l'ultima boccia in mano il capitano, e invece l'altro capitano Emiliano Benedetti ne ha altri 2. Tanto ci siamo accorti che abbiamo un problema sulla grafica dei punti, che adesso viene ripristinato. Eccolo qua, puntuale quest'oggi la regia di Aveglia, coordinata da Andrea Coloniese in regia, alle telecamere Aladin e Diego Patuzzo al commento, sottoscritto veronese Alex, supportato da Gregorio Donà. Non ho trovato una buona scelta quella della bocciata all'ultima corta, aveva appena giocato una boccia perfetta in fondo alle tavole, bastava andare a tamponare un attimo. Adesso c'è il tiro che può valere la vittoria del set. E ci riesce, credo, Emiliano Benedetti con questo tiro. Grande spettacolo qui al Barranco di Vigasio. Siamo già in finale di primo tempo con il punteggio virtuale di 3-1. Adesso aggiorniamo la grafica. Vince questo secondo set la corazzata della Flaminio di Roma con Benedetti Emiliano, Pugliani Paolo e il giovane De Vincenzo Francesco. Quindi primo tempo che vede il risultato di 3-1. Ora piccolo break pubblicitario, abbiamo rivisto il bellissimo replay della bocciata di Emiliano Benedetti. Vedete il replay da più inquadrature, davvero un grande colpo di classe. E quindi ora ci gustiamo questo finale di primo tempo e poi ci rivediamo qui per questo secondo tempo, sempre tra Punto Inox Vigasio e Flaminio Roma, tra poco.
C'è un piccolo paese in cui da oltre 50 anni si producono sogni. Le persone che li ricamano, però, non hanno mai la testa tra le nuvole. Sono attente a ogni dettaglio. Quando cuciono un sogno, lo fanno con mani sapienti, mettendoci tutto il cuore e la passione del mondo. I nostri sogni non sono come gli altri. Le culle dove vengono alla luce possono avere 1000 colori, più di quanti ne abbia la realtà. Il loro tepore vi avvolge, facendovi trascorrere notti da sogno. Da oggi, con la nuova collezione Caleffi, possono diventare i vostri sogni nel cassetto. Per la vostra casa, scegliete lo stile e la qualità eticamente sostenibile di Caleffi, perché dal 1962, ogni volta che creiamo per voi, non smettiamo mai di sognare. Caleffi, la casa dei sogni. Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni.
C'è un piccolo paese in cui da oltre 50 anni si producono sogni. Le persone che li ricamano, però, non hanno mai la testa tra le nuvole. Sono attente a ogni dettaglio. Quando cuciono un sogno, lo fanno con mani sapienti, mettendoci tutto il cuore e la passione del mondo. I nostri sogni non sono come gli altri. Le culle dove vengono alla luce possono avere 1000 colori, più di quanti ne abbia la realtà. Il loro tepore vi avvolge, facendovi trascorrere notti da sogno. Da oggi, con la nuova collezione Caleffi, possono diventare i vostri sogni nel cassetto. Per la vostra casa, scegliete lo stile e la qualità eticamente sostenibile di Caleffi, perché dal 1962, ogni volta che creiamo per voi, non smettiamo mai di sognare. Caleffi, la casa dei sogni. Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Ed eccoci rientrati dal Barranco di Vigasio. Ora ci gusteremo questo secondo tempo di questa 15ª giornata. Possiamo dare atto che siamo un po' avanti in questa 15ª giornata qui al Barranco di Vigasio, perché siamo già sui secondi tempi. Stavo un po' osservando se ci sono i risultati aggiornati in live. A dire il vero c'è anche il TME 88 contro Napoli che gira sul 2 pari, e anche Giorgione Trevillese contro Boville Marino, per il momento 3-1 a favore della Giorgione Trevillese. Mancano i risultati di Possaccio contro Nova Inox Mosciano e manca il risultato di MP Filtri contro Coffer Metal Marche. Intanto è già iniziato il secondo tempo, siamo sempre in live sulla corsia numero 2, dove per quanto riguarda la formazione di casa per la Punto Inox schiera in campo la nuova coppia di questo 2023, Nani Alfonso, Gianluca Formicone, che si sfidano contro Luca Di Felice. L'avevo anticipato prima che sicuramente lo vedevamo in campo in queste coppie.
accompagnato da Raffaele Tomao. Sulla corsia numero 1 invece la formazione di casa schiera la coppia ormai consolidata da qualche anno, Miloro Gaetano, Monaldi Gianluca contro il capitano Benedetti Emiliano e Pugliani Paolo. Poi sicuramente avremo modo anche di seguire da vicino la corsia numero 1, dove abbiamo già intravisto un gran tiro di Emiliano Benedetti, che sta un po' provando il tutto per il tutto a rifarsi sotto a questa Punto Inox Vigasio, che sembra ormai inarrestabile in questo campionato. Tanto in arrivo l'accosto di Raffaele Tomao, leggermente corto però. Ora Raffaele ha già l'ultima boccia da giocare. Tre bocce in mano per Alfonso Nanni e Gianluca Formicone. Si attende il tiro sulla corsia a fianco, rimaniamo con questa inquadratura così vediamo la bocciata finale, colpita molto bene da Paolo Pugliani, mette a terra addirittura 2 punti, lo vediamo nel gesto dell'arbitro. Adesso ritorniamo sulla corsia numero 2 dove Raffaele sta pensando un attimo al da farsi, decide di giocare in accosto. Sembra ben tirata questa boccia da parte di Raffaele, che dovrebbe riuscire a conquistare il punto. Il punto sembra preso, almeno proprio qua sotto la mia postazione di commento. Arbitro di partita sempre Gabriele Testi. Il punto è rimasto a favore del Punto Inox Vigasio. Ora Alfonso Nanni andrà in bocciata sulle 2 bocce corte. Vedremo che va il tiro di sopramano. Alfonso colpisce, allarga molto bene il gioco. Ora c'è tutto lo specchio aperto per Gianluca Formicone, che scende in accosto. Ultima boccia per Gianluca. Sembra ben tirata. 2 punti portati a casa. Adesso è il turno di Alfonso. Ultima boccia anche per Alfonso Nanni. Si potrebbe già partire con un virtuale 3-0 ed è proprio così. 3 punti conquistati dal Punto Inox. Primo set di coppia. Invece per quanto riguarda la corsia numero 1 parte con un punticino prezioso la Flaminio di Roma. Intanto Gianluca Formicone è impostato nell'ultimo riquadro. In arrivo il primo accosto di Gianluca, che gioca diritto per diritto. Forse cresce leggermente di forza la boccia di Gianluca Formicone, comunque è sempre un buon accosto. Siamo intorno ai 30 cm, poco più. Prova la risposta Luca Di Felice. Ben tirata anche la boccia di Luca, che ha tutte le carte in regola per conquistarsi il punto. Infatti è proprio così. Punto preso. Alfonso Nanni si consulta prima con Gianluca Formicone e poi va in bocciata. Alfonso al tiro, colpisce, attenzione perché trova lo scarico sulla propria boccia del proprio compagno.
tavola di fondo fa fuoriuscire la boccia di Luca Di Felice. Attenzione perché sulla corsia 1 c'è la bocciata di volo da parte di Emiliano Benedetti. Tiro colpito da Emiliano, ma il punto è rimasto a favore della Vigasio Villafranca. Lascia intanto un po' di spazio Gianluca Formicone, 60 cm, ma decidono di bocciare. Prova ad attaccare la Flaminio di Roma con Raffaele Tomao, va di sottomano Raffaele, colpisce. Tanto altra bocciata di volo sulla corsia 1 per Emiliano Benedetti. Stavolta Emiliano colpisce, trova però lo scarico sul pallino, riesce a conquistare il punto alle tavole di fondo. L'avete visto, l'inquadratura larga proposta dalla regia di Aveglia. Intanto si stanno consultando Gianluca con Alfonso. Forse avete anche potuto sentire dal microfono ambientale quanto è stato detto da Gianluca Formicone. Alfonso forse voleva provare il tiro sul pallino, però la risposta di Gianluca è stata che se il pallino va a destra ne pagano lo stesso 4 punti, quindi c'è una tornata favorevole per la Flaminio. Ora Raffaele Tomao, pronto al tiro, di nuovo sottomano per Raffaele, errore però, colpito in pieno il pallino. Abbiamo il replay del tiro di Raffaele. Ora vedremo se la formazione scaligera lascerà valida la giocata o se metteranno a posto. Può sempre pagare 2 punti o 3 mettendo a posto, dipende da come si mischiano le bocce a fondo tavola, e dipende sempre insomma se anche Luca Di Felice proverà a bocciare di sottomano, ma da quanto ho capito lasciano valida la giocata. Va il tiro sul punto Luca Di Felice, errore però anche per lui, quindi si gira sul 4-0, doppio errore ora nelle file della Flaminio. Doppio errore forse che costa anche abbastanza caro. Cosa ne pensi, Gregorio? Era una giocata questa da non sbagliare, hanno voluto forzare il gioco e non sono riusciti a portare a casa il risultato. A volte basta accontentarsi di una giocata più facile, più semplice, piuttosto di... io capisco magari in fase finale di partita dove c'è la possibilità di fare partita. In questo caso qua siamo all'inizio, magari potevano. Adesso da un ipotetico, da un virtuale 3-2 sono 4-0, c'è una bella differenza. Sono d'accordo, Gregorio, con la tua analisi. Campo 1 invece non abbiamo approfittato, c'era spazio in fondo alle tavole, c'erano 2 bocce in mano per il capitano Gaetano Miloro, non ha approfittato, per cui Flaminio si porta sul 2-0. Grazie Gregorio. Intanto questa volta non trova subito l'accosto, il punto in fase di accosto Luca Di Felice. Ora ci prova Raffaele Tomao dando il tiro, un rimpallo però fa balzare il pallino contro la boccia di Luca Di Felice giocata in precedenza. Abbiamo di nuovo il replay dove si può notare questo rimpallo. Ora il punto è molto largo, non ci dovrebbero essere difficoltà per Gianluca Formicone, anche se rimane leggermente corto, però sta ancora girando la boccia di Gianluca, si ferma a una cinquantina di centimetri prima del pallino. Centimetri prima del pallino, anzi 48, è stata la dichiarazione da parte dell'arbitro di partita Gabriele Testi, lo ricordo ancora una volta.
Luca ci prova, questa volta scende molto bene verso il pallino. La boccia di Luca dovrebbe essere sola, infatti è proprio così. Vedremo se Alfonso Nanni darà tiro di volo. Attendiamo la dichiarazione da parte di Alfonso. Tiro di volo, l'avevo previsto correttamente. Ci sono i 40 cm della bocciata. Lunga rincorsa per Alfonso. Troppo alta però la parabola. Abbiamo visto anche dal replay la scavalcata di una quindicina di centimetri. Ora ultima boccia in mano per Alfonso Nanni e una boccia ancora in mano per Raffaele Tomao. Quindi tornata che si preannuncia favorevole per la Flaminio, però deve giocare la sua ultima carta Alfonso Nanni. La gioca ora, tagliando la corsia da destra verso sinistra. Attenzione perché trova un impatto con la boccia del proprio compagno corta, un impatto forse favorevole per lui perché riesce a conquistare il punto. C'è la regola del vantaggio di riposizionare la boccia di Gianluca a posto, ma lasciano valido. Ed ora va sul pallino Raffaele Tomao. Avete visto la dichiarazione da parte di Raffaele. Prova ad attaccare la Flaminio sotto di 4-0 in questo primo set di coppia. C'è stato l'errore però per Raffaele. Si va sul 5-0, non ne sta un po' approfittando la corazzata romana. 5-0, Gianluca allunga nell'ultimo riquadro. Applausi intanto per Gaetano Miloro, che ha conquistato un ottimo punto sulla giocata molto stretta. Diciamo che si è rifatto della giocata precedente, dove non ha approfittato sul largo con 2 bocce. Qui con una è entrato in pochissimi centimetri. Tanto Formicone sta impostando un buon ritmo in fase di accosto, costringe sempre al tiro Raffaele Tomao, che questa volta non sbaglia, però colpisce la boccia del punto. Tavola di fondo però premia la Vigasio Villafranca. Adesso Luca Di Felice, primo accosto per lui. Taglia tutta la corsia. Forse leggermente corta la boccia di Luca, che però sta ancora girando. Si ferma prima del pallino, una cinquantina di centimetri. Da qua inquadrata la formazione del Flaminio. Alfonso Nanni va al tiro, colpisce Alfonso. Tendiamo la tavola di fondo, fa smuovere un po' le 2 bocce, ma il punto rimane sempre a favore di Gianluca Formicone. Di nuovo Luca Di Felice, stessa impostazione di prima. Strada libera. Altro bel punto conquistato da Luca, che supera il pallino di una ventina di centimetri. La boccia è sola. Ora vedremo Alfonso al tiro, non so se andrà di sottomano per costringere al tiro sul pallino dell'avversario Tomao Raffaele, ma abbiamo visto che Alfonso va sopramano in sicurezza. Ora ultima boccia in mano per Raffaele Tomao e ultima boccia in mano per Gianluca Formicone. Vedremo dove andrà a giocare questa boccia Raffaele, che penso che
Se il punto è uno solo a favore della Vigasio Villafranca, può anche giocarla vicino al pallino. Forse si attende la misurazione per vedere quanti punti sono da questa inquadratura. Credo che sia un punto solo. Attendiamo un attimo, anzi no, non serve la misurazione, si sono già accordati i giocatori in campo. Raffaele gioca vicino al pallino, la sua ultima boccia, ben tirata. Attenzione perché forse trova anche un impatto favorevole sul pallino, perché l'ha proprio appiccicato il pallino alla propria boccia. Gianluca già dichiarato la boccia del punto. Seguiamo il tiro di Gianluca, che va al tiro, prende pulito. Attenzione ai rimpalli a fondo tavola. Stanno tutti osservando la tavola di fondo per vedere quanti punti sono. Intanto è entrato anche Riccardo Antolini alla misurazione. Si deve vedere un attimo. E intanto sul campo 1 c'è una tornata favorevole, giusto Gregorio, a favore dell'MP, scusatemi, a favore della Vigasio Villafranca. Sì, stanno valutando se la terza del punto può essere quella di Vigasio o del Flaminio di Roma, per poi decidere se tentare il colpo grosso o altro. Vediamo un attimo la misurazione dell'arbitro. Doppia misurazione su entrambi i campi. C'è da misurare meglio. Vediamo un attimo quanti punti ha realizzato Formicone con l'ultima bocciata. Due punti. 7-0, bel distacco questo primo set di coppia, anche perché con questa basta un set insomma per la Vigasio Villafranca per rimanere imbattuti in questa, anche in questa giornata. Ormai penso che sia anche quasi una sfida contro se stessi per vedere quante partite riescono a rimanere imbattuti. Non abbiamo statistiche se era già successo anche in precedenza. Intanto imposta ancora una volta molto bene Gianluca. Prova a rispondere Luca Di Felice. Bellissimo l'accosto di Luca. Costringe a tiro Alfonso Nanni. Bocciata determinante questa per Alfonso. Trovato però lo scarico anche sulla boccia del proprio compagno, era difficile portarla via pulita. Intanto la corsia numero 1, ottima giocata da parte di Gaetano Miloro. Mette a terra 2 punti. Vediamo questa ultima boccia in mano per Vigasio. Sembra un po' più corta di prima. Sì. Comunque 2 ottimi punti e andiamo in vantaggio. 3-2 per la formazione di casa, la corsia numero 1. Quindi sorpasso quanto riguarda la corsia numero 1. E adesso Gianluca Formicone prova a strappare il punto giocato in precedenza da Luca Di Felice. Ci riesce Gianluca, rimane leggermente largo, invita il tiro Luca, sta per eseguire Raffaele, errore però per Raffaele. Intanto vediamo se abbiamo qualche risultato aggiornato dagli altri campi, ma mancano ancora i risultati di MP Filtri Caccialanza contro Coffer Metal Marche, di Possaccio contro Nuova Inox. Intanto si chiude il primo set di coppia alla corsia numero 2.
8-0 per la formazione di casa Nanni Formicone. E abbiamo visto che Vigasio si Raffaele porta sul 4-1. Abbiamo visto che Raffaele Tomao ha chiesto il cambio anche, quindi entra al suo posto De Vincenzo Francesco, che farà coppia con Luca Di Felice, coppia giovane. Vedremo se magari metteranno un po' in difficoltà questi due fuori classe come Gianluca Formicone e Alfonso Nanni, che per il momento hanno avuto strada facile. Tanto è già iniziato il secondo set. (4-1) il punteggio dei set. Si è aggiornata ora la grafica. Tanto la corsia 2 è già iniziato con un buon accosto subito di Luca Di Felice. Stanno consultando Alfonso e Gianluca. Vanno sul pallino. Prima tornata. Si preannuncia l'attacco per la formazione scaligera. Alfonso Nanni che fuori classe. Terminator. Esattamente, Gregorio. Terminator, soprannominato dal pubblico di casa. Colpisce il pallino. Piazzano una buona boccia in fondo alle tavole. Bella bocciata da parte di Francesco, che riesce anche a conquistare il punto. Tanto la corsia numero 1 c'è giocata favorevole per la formazione di casa, che con l'ultima boccia giocata da Gaetano Miloro conquistano 3 punti. Vanno sul 6-2. Vanno sul 6-2, ipotecando anche questo set. Ovvio che gli avversari non sono mai morti, ma sembra che abbiano un po' mollato la presa. 2 giocate favorevoli per Vigasio, 5 punti in 2 giocate, non sono pochi. Tanto hanno dichiarato il punto sempre con Francesco De Vincenzo. Errore però questa volta per Francesco. Tanto c'è la bocciata di Emiliano sul campo a fianco, dove sta facendo un buon ritmo Gianluca Monaldi. E possiamo anche dire, Gregorio, che forse è il caso di spostarci sulla corsia numero 1 per seguire questa finale di match, anche perché la chiave credo che ora sia lì. Appena la regia è pronta, giriamo sulla corsia numero 1. Dove siamo sul 6-2. C'è ora la misurazione da parte di Riccardo Antolini, giovane arbitro Simoni Emanuele, che sta attendendo la misurazione delle 2 bocce a fondo tavola. Tanto Vigasio parte con il secondo set sulla corsia numero 2 con parziale di 2-0 a favore di Alfonso Nanni, Formicone Gianluca. 2 macchine da guerra, veramente, cioè non ti danno respiro. È veramente bellissimo vedere giocare a questi livelli, e fortunatamente giocano per noi, perché se no sarebbe un guaio. Sì. Possiamo proprio dire così, fortunatamente giocano con la maglia, insomma, del Vigasio. Diciamo che sono stati 2 acquisti dove hanno fatto il salto di qualità in quella formazione, che già era competitiva anche gli anni scorsi.
lo ricordiamo, insomma, per un soffio anche l'anno scorso non sono arrivate alle Final Four. Sì, eravamo comunque, la società era comunque sulla buona strada e c'è stata questa possibilità, per cui È stata accolta al volo. presa al volo da parte della dirigenza del Vigasio Villafranca. Intanto ora Pugliani Paolo gioca in accosto. Dobbiamo segnalare una buona media anche da parte di Gianluca Monaldi. Sta macinando molti accosti ravvicinati sul pallino, però non demorde il portacolore della Flaminio che conquista il punto. Ora chiamato in causa il capitano Gaetano Miloro. Va Gaetano al tiro, colpisce. Attenzione perché stanno girando le due bocce, le tavole di fondo. Forse è riuscito a conquistare il punto Gaetano con questa bocciata. Il proprio compagno facendo di sì. Punto preso, stecca in verticale. Ora Emiliano è già pronto. Bocciata di Emiliano. Colpisce Emiliano. Non molla, capitano della Flaminio. Conquista un punto sicuro. Ora Gaetano attende prima la misurazione da parte dell'arbitro, poi proverà a scendere in accosto. Sono 2 punti intanto a favore della Flaminio. Chiama il tempo, attenzione, Gaetano Miloro chiede l'intervento di Massimo Nicolini. Non so se stanno studiando una bocciata lenta sotto la tavola di destra, cosa ne pensi Gregorio? Sì, diciamo che anche l'accosto non sarebbe sbagliato, la seconda del punto è a circa 1 metro. È a circa 1 metro dal pallino, per cui andare a chiudere e cercare di perdere il minor punteggio possibile, giocare sulla boccia nostra sotto tavola e rischiare di sbagliare, poi c'è 3 punti, potrebbero essere pesanti, visto che abbiamo un buon vantaggio. Io cercherei di perdere il minimo indispensabile. Forse stanno anche pensando di bocciare alla corta, però staremo un po' a vedere. Ultima boccia in mano per Gaetano che va al tiro. Va al tiro sulla corta. Colpisce. Attenzione, vediamo come si mischiano le bocce alla tavola di fondo. Rimane comunque punto a favore della Flaminio. Dovrebbe pagare 2 punti questa volta la formazione scaligera. Quindi c'è la possibilità di andare sul virtuale di 6 punti a 4. Infatti così è proprio così. Quindi 6 a 4 Corcia Flaminio sulla corsia numero 1 e pareggia i conti sulla corsia numero 2. Attenzione perché non è ancora finita. Sicuramente c'è un pareggio assicurato per Vigasio, però staremo un po' a vedere come si mischieranno le carte questa 15ª giornata, dove non sappiamo ancora i risultati dagli altri campi. Non so se ho io un problema di rete o seppure non stanno aggiornando i punteggi, ma credo che sia più la seconda probabilità. Forse un po' fatica a tenere aggiornato, senza polemica ovviamente. Bocciata intanto per Gaetano che colpisce, il punto rimane a favore dei romani, punto abbastanza largo
che gioca. Bello intanto questo consulto tra Emiliano e Paolo. Stavo dicendo che il punto gioca a 1 metro sul laterale dal pallino. In arrivo l'accosto di Gianluca Monaldi che conquista il punto, lascia una 70 di centimetri. Gianluca chiede questa informazione per l'appunto il capitano Emiliano Benedetti. E ora Paolo prova a strappare il punto alle tavole di fondo. Ha lasciato la sua ultima boccia a disposizione, forse l'ha sentita leggermente lunga, però giocata molto bene. Non molla la Flaminio, che prova a tenere vivo la speranza almeno di un pareggio. Chiede qualche informazione anche il capitano Gaetano, che ora si appresta al tiro. Bocciata importante questa per Gaetano Miloro, che colpisce. Tanto preciso questo tiro da parte di Gaetano, che comunque riesce lo stesso a conquistare il punto. Abbiamo il replay, avete visto, ha preso proprio pieno pieno la boccia della Flaminio, con adesso Emiliano Benedetti effettua un tiro sulla boccia del punto. Attenzione perché si è mosso il pallino. Bella questa espressione da parte di Emiliano. Diciamo che se il pallino rimane dove era Gregorio, erano quasi 3 punti a favore della Flaminio, però il pallino si è alzato, si è spostato sul laterale destro. Adesso non ho ben visto quanti punti sono. Fatto sta che Gianluca ha l'ultima boccia da giocare, professore Di Fano, che non sta mollando 1 centimetro, le ha appiccicate tutte al pallino finora e lo fa anche in questo istante. La boccia è doppia, va alla visione del gioco Emiliano Benedetti. Staremo un po' a vedere questo fuori classe, che sono sincero Gregorio, non mi dispiacerebbe vederlo indossare la maglia del Vigaso Villafranca. Chi? Emiliano Benedetti. Beh, Emiliano è storico, cioè voglio dire, l'età è più o meno la nostra, la mia più che la tua. La tua sicuro. Ha qualche anno in meno di me, ma quando giocavo, io conosco Emiliano da quando giocavamo nelle giovanili. Mi ricordo una finale Coppa Italia Juniores a Lecce. Parliamo del 1985. Tanto no, hai visto 1983. Hai visto intanto che bocciata che ci ha offerto Emiliano? Conquistato sicuramente un paio di punti, forse stanno misurando il terzo. E ti dico che già allora lui era considerato un fuoriclasse, dunque figurati. Poi, come succede per tanti, scelte di vita eccetera, si è allontanato un po' dal mondo bocciofilo, adesso è tornato alla grande, non da molto comunque. Sì, lo ricordiamo, è tornato a seguito di un intervento agli occhi, se non ricordo male, ma è ritornato in grande spolvero. Ora si porta in pareggio, 6 pari, con Paolo Pugliani, che anche lui sta facendo la sua onesta partita. Tanto è ripassato in vantaggio la formazione scaligera sulla corsia numero 2, 3-2 parziale. Ora Gianluca prova a strappare il punto.
punto abbastanza stretto da conquistare. Vediamo se ci riesce Gianluca. Finora le ha giocate tutte, questa volta però rimane corto. Gaetano Miloro, chiamato il tiro, colpisce Gaetano. Chiedono quanto dista la boccia del punto dal pallino. C'è abbastanza spazio per Paolo, che vuole provare a ripetersi. Fase di accosto. Attenzione però, perché sembrava rimanesse troppo spostata dalla tavola di sinistra. Invece mi sono solo fatto ingannare dalla mia postazione. Conquista un ottimo punto, parziale di 6 pari. La tornata si fa interessante. Bocciata per Gaetano Miloro, che colpisce. Adesso se la devono vedere il capitano della Flaminio con Gianluca Monaldi. Emiliano rilascia la sua prima boccia delle due a disposizione. Conquista un ottimo punto. Voleva provare a coprire il pallino. Gianluca, chiamato il tiro. Prima bocciata per Gianluca Monaldi, che attende il tiro sul campo a fianco di Alfonso Nanni, che però ha colpito la propria boccia. Alfonso è stato bravo a colpire la propria boccia. Errore per Gianluca, attenzione, perché può consegnare la vittoria alla Flaminio con l'accosto ora di Emiliano. Lo rilascia ora. Sembra fatta questa volta per Emiliano Benedetti, che conquistano un ottimo set, lo dobbiamo segnalare questo. Erano sotto di 6-0, si sono portati ora in vantaggio per 8-6, quindi accorciano le distanze, si va sul parziale di 4-2. Adesso direi di lanciare un breve spot pubblicitario e poi ci spostiamo sulla corsia numero 2, a tra poco. C'è un piccolo paese in cui da oltre 50 anni si producono sogni. Le persone che li ricamano, però, non hanno mai la testa tra le nuvole. Sono attente a ogni dettaglio. Quando cuciono un sogno, lo fanno con mani sapienti, mettendoci tutto il cuore e la passione del mondo. I nostri sogni non sono come gli altri. Le culle dove vengono alla luce possono avere 1000 colori, più di quanti ne abbia la realtà. Il loro tepore vi avvolge, facendovi trascorrere notti da sogno. Da oggi, con la nuova collezione Caleffi, possono diventare i vostri sogni nel cassetto. Per la vostra casa,
Scegliete lo stile e la qualità eticamente sostenibile di Caleffi, perché dal 1962, ogni volta che creiamo per voi, non smettiamo mai di sognare. Caleffi, la casa dei sogni. Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Eccoci rientrati dal barranco di Vigasio. Siamo ora sulla corsia numero 2, dove per il momento non abbiamo ancora l'esito finale di questa 15ª giornata, dove c'è la possibilità per Flaminio di agguantare un pareggio molto prezioso, dobbiamo dirlo. Ora intanto abbiamo assistito alla bocciata per Francesco De Vincenzo, rimasto un po' sfortunato Francesco, però ora ha la possibilità di agguantare i 3 punti. Attenzione con questo tiro da parte di Francesco, errore però, errore importante Gregorio, giusto? Era una ghiotta occasione per staccare la coppia di casa e metterli veramente in crisi. Anche perché diciamo che occasioni così magari non ti capitano. Non capitano spesso, no. Contro questi fuori classe. Non ne hanno approfittato i portacolori della Flaminio. Adesso in posta Gianluca Formicone appena a ridosso dell'ultimo riquadro, disturbato ora Gianluca da il folto pubblico, anzi sono solo in 2, non so cosa sia ben successo lì a bordo campo, ma poco importa. Gianluca in posta leggermente corto, lascia una 70 di centimetri a favore di Luca Di Felice. Tanto neanche scivolata la boccia a Gianluca. Luca Di Felice sembra non approfittarne di questo costo, riesce comunque a conquistare il punto, ma lascia molto spazio al
portacolori del punto inox. Tanto Gregorio sulla corsia numero 1 siamo in vantaggio per punto inox per 2-1. Sì, giocata positiva per la formazione di casa, 2 punti molto importanti, anche perché arrivavamo da un parziale di 7 punti a 0, per cui 2 punti che danno un po' di respiro, un po' di morale, sì. Chiede qualche informazione a Alfonso Nanni, il proprio compagno. Tanta bocciata interessante a favore di Emiliano Benedetti sulla corsia numero 1. Ha trovato un rimpallo favorevole sul pallino. Sicuramente avremo modo ancora una volta di osservare da vicino la corsia numero 1, ma secondo me la chiave del match arriva prima sul campo 2, dove si stanno dando una gran bella battaglia questi due giovani della Flaminio contro questi due fuoriclasse del punto inox. Di nuovo in bocciata Francesco, colpisce e conquista il punto. Ora Alfonso Nanni. Tanto altra bocciata per Emiliano. Errore questa volta per lui. Da notare sempre bellissimo stile di Alfonso Nanni. Cresce un po' la boccia di Alfonso, conquista comunque il punto Luca Di Felice. Vediamo se riesce a conquistare un punto prezioso. La direzione c'è. Sembra corta, però sta ancora girando la boccia di Luca. È corta. Rimane prima. Punto prima, 5-4. Altro punticino molto importante. Ora Gianluca, vediamo se allunga l'impostazione del gioco e se va nella zona, come dico sempre nelle mie cronache, dove osano le aquile, proprio lì. Ma mi le aquile nei campi da boccia che non ho mai viste, dunque non capisco perché. Vabbè, insomma, è una espressione che ho voluto dare. Ultimo riquadro del campo, dove solo i capaci riescono a giocare bene. Va bene. Mie team invece Alex, siamo due giocatori da Vabbè, guarda, io la prima linea. Io per il momento non sono più un giocatore perché penso che è un'annata, cioè un anno abbondante che non tocco una boccia, però sono sempre qua nell'ambiente. Idem. Provo a fare del mio meglio, insomma, per tenermi aggiornato su questo bellissimo sport che, diciamoci la verità, forse mi ha portato più successo a fare queste cose, a far vedere le bocce in TV e magari commentarle che non fa giocarle. Intanto altro buon accosto da parte di Gianluca, che si ferma prima del pallino, intorno a una cinquantina di centimetri, forse qualcosina meno. Vuole provarci Luca Di Felice. Attraversa tutta la corsia di gioco, delizia la propria boccia sotto la tavola di destra. Ben giocata la boccia di Luca Di Felice. Tanto corsia numero 1, altri 2 punticini per la formazione di casa, ottimo accosto in fondo alle tavole da parte di Gaetano Miloro. 2 punti ancora per la formazione di casa che si porta sul 4-1. Diciamo che si stanno dando da fare i portacolori della Punto Inox. Vogliono prendersi la rivincita, insomma, in quel primo set di coppia non portato a casa, insomma.
Sono due partite tirate importanti, anche perché sai, chiudere 3-1 il primo tempo, entrare in campo, andare subito sul 4-1, adesso sai, perdere un altro set e andare sul 4-3 diventerebbe veramente, si andrebbero a complicare decisamente le cose. È molto importante non perdere la concentrazione e cercare di restare sul pezzo. Sì, proprio così, Gregorio. Tanto ringrazio per l'osservazione fatta da Francesco Nocera. Prenderemo atto di questa tua osservazione. Penso che lo sai perfettamente che senza spot magari qualche soldino noi non lo prendiamo, però insomma è inutile star qua a far polemiche. Comunque prendiamo atto, grazie per avercelo fatto presente. Intanto chiede qualche informazione Alfonso Nanni. Vuole fare un tiro di volo Alfonso. Decide la bocciata di volo sulla boccia del punto. Potrebbe essere una bocciata molto interessante, quella che ci farà vivere Alfonso Nanni. Tanto si è anche un po' spostata la panchina del Vigasio, non evitare di prendere bocca. Che tiro! Che tiro, ragazzi! Che tiro di Alfonso Nanni! Riguardiamo con il replay, giocata incredibile da campione com'è. Penso che questa sia la ciliegina sulla torta di questa 15ª giornata. Questo tiro penso che metta anche un po' il sigillo. Davvero un fuoriclasse. Si è anche complimentata la formazione della Flaminio. Giustamente, molto fair play comunque tra le due scuderie in campo quest'oggi, con un Gianluca Formicone che adesso sembra aver trovato la carica giusta. Della verità non l'ha mai mollata questa carica, imposta molto bene, colpisce Francesco, il punto rimane a favore della formazione scaligera. Luca Di Felice taglia tutta la corsia, altri 2 punti conquistati alla corsia numero 1. Si va sul 6-1 a favore sempre del punto Inox. Vogliono la rivincita Gianluca Monaldi, Gaetano Miloro. Tanto ora altra bocciata per Alfonso, colpisce. Avanzano le bocce alla tavola di fondo. Vediamo un po' com'è la situazione. Penso che il punto sia rimasto a favore della formazione romana. Intanto avanti punto Inox su entrambe le corsie. Servirà l'intervento della corda metrica. Tanto non so se la regia è d'accordo. Proviamo a guardare un po' la corsia numero 1, la vediamo anche da questa inquadratura, con un buon punto piazzato a terra da Gianluca Monaldi. Prova ad accostare anche Paolo Pugliani con il suo primo accosto. Non riesce però a strappare il punto. Rimaniamo sempre con questa inquadratura perché anche questo secondo accosto non è dei migliori. Adesso è tutto nelle mani del capitano Emiliano Benedetti. Due bocce giocate. Allora, a dire il vero, i campi di Vigasio sono campi che permettono di giocare ad alti livelli, però una boccia
a 25 centimetri dal pallino va tirata, cioè è difficile, infatti anche con questa nemmeno Emiliano non riesce neanche ad avvicinarsi, non esiste a sti livelli qua. Ci siamo spostati sulla corsia numero 1 perché ci sono 3 bocce in mano. Ne ancora una Emiliano. Sì, sì, una boccia in mano per Emiliano e 3 bocce in mano per i portacolori di casa. Tanto c'è una bocciata interessante per Alfonso Nanni. La vediamo da questa inquadratura larga. Alfonso colpisce. Si smuovono le bocce a fondo tavola. E adesso ultima boccia per Emiliano Benedetti, che prova a fare il possibile per far rimanere in careggiata questo secondo set, partito molto male per loro, però non ci riesce neanche Emiliano. Avete visto che tutte le bocce giocate in questa tornata sono tutte quante scese verso il laterale destro. Ora Gianluca Monaldi non ci pensa 2 volte, vuole chiudere e vuole prenderci la rivincita di questo secondo set, però forse rimane corto, sta ancora girando però la boccia di Gianluca Monaldi, non ne riesce. Ora è tutto nelle mani. Se si vede può tirare al bersaglio. Tutto nelle mani di Gaetano Miloro. Gaetano in bocciata sul secondo punto, vuole far suonare Vigasio e ci riesce. Ci riesce. Quindi 5-2. Abbiamo il replay del tiro di Gaetano, quindi deve solo finire il match sulla corsia numero 2. Aggiorniamo un attimo adesso i tabellini dei punteggi. Tanto si è ripresa la rivincita, la coppia formata da Gianluca Monaldi e Gaetano Miloro. Quindi vittoria ancora una volta per la Vigasio Villafranca, che adesso vola a quota, se non vado errato, 35 punti, no, sì, 35 punti. E segue sempre Giorgione Trevillese, che sta ancora vincendo per 3-1, però non ci sono i risultati aggiornati, quindi è un po' presto fare il punto di questa 15ª giornata. Fatto sta comunque che la Vigasio Villafranca per il momento vince questo incontro. Non sappiamo ancora il risultato definitivo, se 5-2, scusatemi, se 5-3 o se 6-2. Ora intanto è avanti sulla corsia numero 2 sempre Vigasio Villafranca con il parziale di 7-4. Ora si sta aggiornando la grafica. Gianluca Formicone non molla neanche un centimetro. Diciamo che ci hanno provato ad agguantare il pareggio, non ci sono riusciti i portacolori della Flaminio. Comunque abbiamo assistito a un grande spettacolo quest'oggi. Ora Luca Di Felice. Gioca in accosto. Forse questa boccia sta prendendo una leggera piega verso destra. Forse si sono anche un po' arresi i portacolori della Flaminio. Si sono un po' disuniti. Adesso è ovvio che l'incontro è già stato vinto dalla formazione di casa e un po' cala un po' l'adrenalina. Gianluca conquista il punto. Luca Di Felice ancora una volta, ultima boccia per lui, vuole provarci a strappare il punto a Gianluca Formicone. Non ci riesce però, perché la boccia di Luca Di Felice prende la piega verso sinistra. Ora è tutto nelle mani del giovane Francesco De Vincenzo.
ultima boccia per lui, 2 bocce in mano per Terminator. Ricordo sempre che ci saranno le interviste a fine partita, intanto forse ha dichiarato il tiro di volo sul pallino. Va Francesco, da spettacolo, ci ha provato, non c'è riuscito. Finisce questa 15ª giornata con la vittoria della Vigasio Villafranca, punto inox, vince quindi per 6-2 questo incontro. Adesso breve spazio alla regia, poi ci ritroviamo qui dalla zona mista di Vigasio per le interviste a caldo del post partita. Ti ringrazio Gregorio per essere stato qua in nostra compagnia. Ringrazio io voi della vostra, che mi avete dato questa possibilità. È stato un bel rientro con vittoria in casa molto importante, ed è sempre bello vedere giocare, per chi ha passione per questo sport, vedere giocare a questi livelli è sempre un toccasana. Grazie a tutti e alla prossima. Possiamo dire, Gregorio, che forse è stata l'ultima nostra cronaca per questa stagione, perché come avevo annunciato prima, adesso Vigasio Villafranca affronterà 2 partite fuori casa. L'ultima partita sarà a cura della Federazione Italiana Bocce, quindi si andrà sulla piattaforma FIB e non sappiamo se magari sarò convocato come cronista, però diciamo che per il momento mi sono gustato questo bellissimo campionato qui a Vigasio, e che dire, tanto do la linea alla pubblicità e poi ci rivediamo per uno piccolo per le interviste a fine partita tra poco. Ciao a tutti. C'è un piccolo paese in cui da oltre 50 anni si producono sogni. Le persone che li ricamano, però, non hanno mai la testa tra le nuvole. Sono attente a ogni dettaglio. Quando cuciono un sogno, lo fanno con mani sapienti, mettendoci tutto il cuore e la passione del mondo. I nostri sogni non sono come gli altri. Le culle dove vengono alla luce possono avere 1000 colori, più di quanti ne abbia la realtà. Il loro tepore vi avvolge, facendovi trascorrere notti da sogno. Da oggi, con la nuova collezione Caleffi, possono diventare i vostri sogni nel cassetto. Per la vostra casa, scegliete lo stile e la qualità eticamente sostenibile di Caleffi, perché dal 1962, ogni volta che creiamo per voi, non smettiamo mai di sognare. Caleffi, la casa dei sogni.
Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Eccoci qua in diretta dalla zona mista del Barranco di Vigasio, sono con Emiliano Benedetti, capitano della Flaminio. Una giornata che ci avete provato, sicuramente lo spettacolo non è mancato, però insomma non ci siete riusciti ad agguantare questo pareggio che sembrava quasi nell'aria. Siamo partiti male, 3-7-0 contro una formazione del genere non è facile, poi abbiamo vinto il set di Terna, abbiamo tirato fuori il carattere che quello fondamentalmente non ci manca. Siamo andati 3-4-2 e poi nelle due partite magari nel campo di qua dove giocavano i ragazzi poteva girargli un pochino meglio, però alla fine il risultato è 6-2, ci stanno poche. L'unica cosa buona è che non abbiamo mai mollato. Era dal 2008 che non ti vedevo giocare qui a Vigasio, che ricordo hai di quella data, Emiliano? Diciamo gioia e dolori, perché a gioia sono arrivato in finale di campione degli anni e il dolore che ho perso. Vabbè, comunque è stata sempre una bella esperienza fare il campionato degli anni individuale, per la finale ho perso con Gianluca che è un amico, tra virgolette, brucia di meno. Va bene, adesso mancano 3 giornate al termine di questo campionato, un campionato che comunque avete detto la vostra. Come affronterete queste 3 ultime giornate? Ma noi diciamo che un mese e mezzo fa eravamo tagliati fuori, poi abbiamo fatto 5 risultati utili consecutivi, 4 vittorie e un pareggio e oggi ci siamo fermati. Dobbiamo ricominciare la corsa e impegnarci fino alla fine, poi alla fine se saremo stati bravi ci salveremo, qualcosa di più, faremo un play-out, però l'importante è combattere sempre fino alla fine. Va bene, ti ringrazio Emiliano, buon rientro e grazie ancora per lo spettacolo che hai offerto quest'oggi al pubblico vigasiano. Ok, grazie a voi Alex, un abbraccio a tutti e speriamo di vederci presto. Sicuramente, grazie ancora. Ciao ragazzi. Adesso è il turno di Nicolini Massimo, CT della Vigasio Villafranca, appunto Inox. Anche questa 15ª giornata Massimo avete tenuto il ranking di imbattibilità e sembrava quasi un avvio di match abbastanza equilibrato, però la Vigasio Villafranca ormai non ho più aggettivi per descrivere questa società, questi fuoriclasse che ha sfoderato quest'anno. Sì, dai, anche oggi nei momenti topici della partita abbiamo alzato un po', perché forse nelle coppe a un certo punto ci siamo leggermente rilassati, poi dopo quando la partita si è fatta interessante sono usciti e abbiamo visto delle giocate favolose,
un tasso qualitativo alto, perciò va bene, vuol dire che anche gestire i momenti vuol dire che è tanta roba. Adesso Massimo avrete 2 trasferte, se non ricordo male, se la memoria non mi inganna, andrete prima a Napoli e poi a Possaccio e poi avrete l'ultima in casa contro MP Filtri Caccialanza. Come preparerai queste ultime 3 giornate? Come al solito, insomma, sappiamo, i ragazzi si allenano, sono concentrati, ma si avvicina sempre di più il momento clou della stagione e dobbiamo rimanere in forma. L'importante è rimanere in forma fino là, perché insomma, se giochiamo così ce la possiamo giocare con tutti. Abbiamo 2 trasferte toste, però insomma, dai, siamo tranquilli, siamo sereni. All'appello nella tua formazione manca Lorenzini Giacomo, ci vuoi un po' illustrare insomma, la situazione di Giacomo, come sta e tutto quanto? Sì, niente, penso una piccola influenza, insomma, aveva un po' di febbre, stava per partire venerdì, insomma ci siamo parlati, ha deciso di rimanere a casa a vedere insomma, sabato come stava, sabato mattina ancora un po' di febbre, così insomma, abbiamo deciso insieme, insomma, è rimasto a casa, ecco, insomma, lo aspettiamo, si è riposato in questi giorni, pronti per le prossime. Insomma. Va bene, ti ringrazio Massimo, ringrazio voi pubblico che ci avete seguito quest'oggi, dal Barranco è tutto, vi auguro una buona serata e come sempre buone bocce, ciao! C'è un piccolo paese in cui da oltre 50 anni si producono sogni. Le persone che li ricamano, però, non hanno mai la testa tra le nuvole. Sono attente a ogni dettaglio. Quando cuciono un sogno, lo fanno con mani sapienti, mettendoci tutto il cuore e la passione del mondo. I nostri sogni non sono come gli altri. Le culle dove vengono alla luce possono avere 1000 colori, più di quanti ne abbia la realtà. Il loro tepore vi avvolge, facendovi trascorrere notti da sogno. Da oggi, con la nuova collezione Caleffi, possono diventare i vostri sogni nel cassetto. Per la vostra casa, scegliete lo stile e la qualità eticamente sostenibile di Caleffi, perché dal 1962, ogni volta che creiamo per voi, non smettiamo mai di sognare. Caleffi, la casa dei sogni.
Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.